Saluto il consigliere regionale Mauro Di Bert, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti voi. Saluto anche Cristian Sergo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie. Andiamo a entrare un po' nello specifico delle tante notizie che abbiamo letto nelle prime pagine di Messaggero e di Gazzettino. Lo facciamo ancora con un servizio che va a parlare della controrisposta, lo vediamo anche dai giornali, del Pride che ha risposto al comune di Udine, in particolare poi ci mettiamo anche il comune di Porpetto, su questo adesione parziale, questo patrocinio parziale che non è piaciuto, la polemica, servizio e poi ne parliamo. Che la situazione fosse tutt'altro che risolta era nell'aria ieri, subito dopo la concessione del patrocinio da parte del Comune di Udine al Pride FVG, con il diniego di adesione al manifesto. Una condizione che gli organizzatori consideravano imprescindibile. Nel tardo pomeriggio di oggi FVG Pride, con una nota ufficiale, ha comunicato che non inserirà i comuni di Udine e Porpetto tra gli enti patrocinanti dell'evento, nonostante le due amministrazioni abbiano deliberato per il sì alla manifestazione. Riteniamo che in un periodo storico come quello presente, caratterizzato da una crescente marginalizzazione della nostra comunità, si legge nella nota ufficiale, occorrano scelte e azioni coraggiose che sappiano abbattere il muro della discriminazione che viviamo, in linea con le indicazioni esplicitamente fornite e nel rispetto dei comuni e delle realtà che hanno risposto al nostro appello, scegliendo di aderire all'evento nell'ascolto e nell'osservanza della nostra autodeterminazione. Con delusione non possiamo accogliere le soluzioni adottate dai comuni di Udine e Porpetto, che non verranno quindi inseriti fra gli enti aderenti e che dunque si configurano per noi come dinieghi. A nulla è valso dunque lo sforzo di mediazione interna di De Toni in giunta per allineare tutte le componenti della coalizione. Udine, come Porpetto, non figureranno tra gli enti amici del Pride. Presa di posizione chiara, per completezza di informazione, prima di sentire l'opinione dei nostri ospiti, la controrisposta di De Toni. Il virgolettato è chiaro: gli organizzatori fanno politica, fossi un rappresentante della comunità LGBTQIA+, chiederei loro i danni addirittura. Una cosa sono i diritti, dall'altra parlare di temi che riguardano l'attività di un vero e proprio partito. Quindi una questione politica sicuramente complessa. Parto da Di Bert. Cosa sta succedendo, ecco, qui dal punto di vista politico con questo Bailam, come sta procedendo? Ma io ho rilasciato una dichiarazione proprio l'altro giorno dove dicevo: mi risulta difficile immaginare un patrocinio a metà. Sì, alla rivendicazione di diritti che sono sacrosanti, sui quali io ci sono assolutamente, e dall'altra parte approvare un documento. Sono due cose assolutamente distinte. E mi sono anche chiesto: ma come fanno a giustificare questo davanti alla gente? E poi perché questo ragionamento così articolato e difficile da spiegare alla gente non è stato adottato, questa metodologia, anche nel momento in cui c'era la partita di Israele? Perché non hanno privilegiato con un patrocinio l'evento sportivo e invece lo hanno legato nel contempo a quello politico? Quindi io non riesco a comprendere questo modo di ragionare. O c'è una metodologia unica per tutte le situazioni, quindi Pride con documento politico e partita di Israele, perché voglio citare anche dei precedenti, perché stiamo ai fatti, al di là delle dichiarazioni di intenti. Poi non comprendo se la rivendicazione di certi diritti, ripeto, sacrosanti, sui quali io non voglio neanche parlarne, perché li do per scontato, perché più si parla di un problema, più pare di voler giustificare una posizione contraria. Quindi per me sono sacrosanti. Ma cosa c'entra un documento politico con una rivendicazione di diritti? Tutto lì, non ci vedo nulla di male. Io, se fossi stato l'amministrazione di Udine, avrei motivato, con del resto l'ha fatto Lignano, perché erano tutti contro Lignano quando ha dato un taglio politico a questa richiesta, che in realtà è una operazione politica e c'è il rischio di vendere il pacchetto così completo che prende la prevalenza questo aspetto politico su quello che è il reale dato che si deve valorizzare, che è quello della rivendicazione di diritti sacrosanti che questi signori stanno rivendicando con delle manifestazioni verso quali io non ho nessunissimo problema. Ecco, tutto qua. Sì. Non vedo grandi ragionamenti, i problemi sono ben altri da affrontare, non certo questo. Cioè la commissione. Così la penso. Sì, la commissione. Ma certo. Allora se vuole politica, facciamo politica. E allora
bisogna rispettare la loro posizione, che va rispettata, ma santo Dio, credo vada rispettata anche la posizione di un'altra parte di persone, nelle quali faccio parte anch'io, perché come io rispetto loro, esigo di essere rispettato. Quindi, senza alcuna paura, dico quello che penso. Stop, ma non è mai quello che penso, o meglio quello che dico, contro qualcuno, assolutamente, perché bisogna sgombrare il campo da certe, come posso dire, non dico affermazioni, ma certe posizioni che rischiano di spaccare un sistema. Tutto qua. Qui stiamo parlando giustamente di rivendicazioni di diritti umani, civili, certo, sociali e non di politica. Sì. Tra l'altro, prima di passare all'opinione di Sergo, riporto quella che era stata qualche giorno fa la dichiarazione qui a questo tavolo di un consigliere di maggioranza nel comune di Udine, Scalettaris, che aveva detto che questo documento di 30 pagine comunque aveva appunto delle parti politiche molto importanti, alcune ha usato la parola irricevibili, e quindi poi la posizione del comune si è espressa con questo sì, ma non tutto, non l'adesione a quello che è proprio il manifesto dell'FVG Pride. Sergo, come la pensa lei? Ma probabilmente diciamo che c'è stato un errore di fondo, nel senso che se gli organizzatori chiedevano l'adesione al manifesto e al patrocinio, allora è una questione. Se gli organizzatori chiedevano il patrocinio è un'altra questione dal mio punto di vista, nel senso che un conto ovviamente dovevano saperlo prima, nel senso che il comune di Udine poteva sapere prima se doveva aderire sia al manifesto che all'idea di concedere il patrocinio oppure no, perché mi pare di ricordare poi che anche l'anno scorso sia stato concesso solo il patrocinio ma non ci sia stata l'adesione al manifesto. Ora, entrando nel merito, sarebbe da chiedere sia a Scalettaris, che avete ricordato, magari anche al collega Di Berto o a chiunque, quali parti del manifesto non condividono, perché poi questo è il problema vero, perché un conto è se ci mettiamo a discutere che all'interno del manifesto ci sono cose che magari coi diritti della comunità LGBT non hanno nulla a che fare, possiamo essere d'accordo, però poi bisogna vedere se condividiamo quello che è stato inserito oppure no, perché allora su questo dovrebbe aprirsi una discussione, e credo che l'intento degli organizzatori poi che hanno voluto creare questo caso di non voler accettare un patrocinio ancorché concesso sia proprio questo, di cercare di capire quali sono i punti di quel manifesto che non vanno bene. Allora uno potrebbe dire ok, ma dire che ci sono dei punti ricevibili senza spiegare quali sono, perché ovviamente ogni forza politica potrà vedere in quel manifesto 1, 2 righe irricevibili, 5 a seconda delle sensibilità, qualcuna magari tutte. Il generale Vannacci non neanche il titolo prenderà per buono, quindi mi pare chiaro che ci siano delle divergenze politiche che poi emergono, però sarebbe giusto che ogni forza politica, così magari anche come il sindaco De Toni, poteva dire all'interno della maggioranza ci sono forze politiche che non accettano questo e noi non possiamo aderire anche al manifesto o sottoscrivere il manifesto. Questo secondo me sarebbe stata un'operazione di verità, di trasparenza, ma da parte di tutti, perché poi, come giustamente diceva il collega prima, concedere un patrocinio a una manifestazione non dovrebbe essere un grandissimo problema per un ente pubblico, ma allora non si capisce perché il comune di Lignano non ha concesso neanche il patrocinio, perché ripeto, ci sono ovviamente patrocini che vengono rilasciati per ogni tipo di manifestazione, e ovviamente un politico di lungo corso come l'ex collega Di Bert, che saluto ovviamente e ritrovo molto volentieri, dovrebbe sapere che di richieste di manifestazioni che magari potevano andare anche contro quella che poteva essere una visione politica della sua maggioranza in un certo momento, ne avrà ricevute anche lui, ma le avrà concesse perché si tratta di un patrocinio poi di, ripeto, organizzazioni che non è che sono incostituzionali,
semmai chiedono che la Costituzione o la nostra legislazione nazionale, regionale, per quelli che possono essere i punti, venga cambiata in favore dei diritti di queste persone che devono ancora nel 2024 scendere in piazza e manifestare e rivendicare alcune cose che per alcune forze politiche sono sacrosante, per altre evidentemente no, però ripeto, sarebbe bene capire cosa c'è che non va in quel manifesto, perché io ovviamente l'ho letto, poi magari ognuno lo interpreta come vuole, poi se ci sono parti che non si possono accettare, si dice quali sono, se ci sono parti che si accettano in toto va bene, ma stiamo parlando comunque dell'espressione di alcune persone che rivendicano determinate cose. Se poi all'interno mettono la liberalizzazione della cannabis, per cui il mio movimento politico ovviamente si batte da decine d'anni, se si mette dentro la liberazione della Palestina, quando per cui ovviamente qualcosa, credo che dovremmo batterci tutti quanti da questo punto di vista. Sì, anche quella è stata tra le cose citate. Non ha niente a che fare con i diritti delle persone che vanno poi a manifestare effettivamente al Pride, benissimo. Però allora il perimetro del Pride chi lo decide? I manifestanti o lo decide la politica? Perché se il perimetro di quello che deve essere la manifestazione lo decidono i manifestanti e gli organizzatori è un conto, se lo deve decidere la politica e se gli vogliamo dire no, tu devi manifestare solo per queste cose, allora se è una rivendicazione di diritti, sì, ma scusate, credo che ti immagini 200 comuni che leggono il documento e ciascuno, come dice Sergo, dice no, questa riga sì, questa riga no. Evidentemente gli organizzatori hanno fatto un pacchetto completo e ci sta tutto. Il problema di Lignano è che ha capito già prima degli altri che questo qui era politica, tutto lì. Secondo me il problema è un altro, che così facendo si va veramente a pregiudicare quella che era il fine nobile del Gay Pride, secondo me. E quindi è questo il problema. Poi non comprendo quale causa, quale richiesta di risarcimento danni si possa fare a un'associazione, questa non l'ho capita, neanche questa non l'ho capito. Io credo che bisogna mantenere il profilo basso su queste cose, se si vede la rivendicazione dei diritti bisogna esserci senza se e senza ma, perché sono diritti sacrosanti, ognuno è fatto a modo suo e per quanto è come è fatto va rispettato, ma d'altra parte permettetemi che il vulnus sta nella parte politica, tutto lì. Posso comprendere l'associazione che dice non posso andare a soddisfare le esigenze o il distinguo di ogni singolo comune, visto che ce ne sono oltre 200. Questo è il pacchetto, o si compra tutto il pacchetto o se no non si fa niente. Dall'altra parte mi pare corretto la possibilità, al di là di l'avete letto o non l'avete letto, insomma, sento quel consigliere di maggioranza lì che lo ha letto e ha rilevato dei distinguo da fare, punto, basta, tutto lì. Cioè mi pare che ci sia un dibattito esagerato su sta roba. Esagerato. Loro dicono questo si fa, se lo fate vi apprezziamo, altrimenti lo riteniamo irricevibile, non c'è nessun patrocinio e vabbè, hanno fatto una scelta e come tale va rispettata e come del resto va rispettata la posizione di tutti quei comuni che hanno voluto o hanno deciso di non dare il patrocinio, punto. Chi perché per fortuna o per ragionamento ha intuito che c'era una finalità politica, poi andiamo a vedere se in certe parti del Medio Oriente certi diritti sono esercitabili o meno, ma lasciamo stare, non voglio toccare queste cose, non le voglio toccare. Ecco, lasciamo stare. Lascia stare l'Italia, cioè quando ci comoda parliamo in termini di globalizzazione, quando non ci ma guarda, io non credo che in Italia si stia così male, vado al di là dell'aspetto specifico, io dico in generale, non facciamo altro che tendere a sputare nel piatto che mangiamo, ma io credo che comunque l'Italia sia ancora una nazione virtuosa, fantastica, dove tutti possono dire quello che pensano. Ecco, io non credo ci sia questo dramma dell'Italia retrograda e ogni volta quando facciamo paragoni con gli altri. Io sono orgoglioso di essere italiano e abbiamo la nazione più bella al mondo e credo che si possano esercitare comunque tutti i diritti, dai, io non vedo certi drammi. E ripeto, non sto parlando del caso specifico, qua bisogna stare attenti come si parla, perché poi ti mettono etichette che io non voglio avere perché non le ho. Però credo che si debba un attimino fare dei distinguo e in questo caso noi l'abbiamo fatto. Ma ripeto, senza buttare la croce su nessuno. Io credo che sia questo documento politico
va a pregiudicare quelli che sono i reali diritti, perché bisognava patrocinare, qualora avessero ritenuto valida l'iniziativa, quell'iniziativa, non un pacchetto di richieste, di rivendicazioni, di lamentele. Sono due cose diverse, assolutamente diverse. Però ripeto, rispetto la loro posizione, come esigo che venga rispettata la mia posizione. Sergio. Sì, però non mi ha risposto, perché non mi ha detto quali sono le parti del manifesto politico che non condivide. Perché se parliamo di diritti, guarda, ma lui anche in consiglio andava su questo argomento, ma non è questo argomento. Quale pagina vuoi? La numero 5, il numero 7, il numero 8? Di questo stiamo parlando. Dai, Cristian, dai. Ma dimmelo tu, non è un problema. Se l'hai letto, ma non pensare di mettermi in difficoltà con queste domande. Stiamo parlando di un tema articolato molto più ampio. Dai, che domanda fai? Sì. Spiegamelo. Allora spiegacelo te. Spiegaci il documento che tu hai letto. Ma è palese che vuoi fare questo, ma non è questo. Vabbè, bene, ma non è un problema, di che non l'hai letto, lo so che non prima, è un problema. Hai preso una decisione per partito preso. No, non ho preso una decisione, io non dovevo rilasciare nessun patrocinio, dovevo rilasciare. Io ho rilasciato una mia opinione, a me non è stato chiesto nessun patrocinio perché non ho titolato a rilasciarli. Mi è stato chiesto quello che penso. Tu hai letto le 30 pagine, io forse le ho lette 5, ho letto il tema nel suo complesso, può essere, ma che tu mi dica che ho visto la pagina 5, mi voglia veramente da ridere, scusa, dai. Ma il concetto l'abbiamo capito tutti. No, ma io ho detto evidentemente. Spiegaci tu allora i contenuti, dai, mezz'ora abbiamo. Dai. Ma evidentemente ci sono parti che tu non condividi, questo ho detto, sicuramente, perché se questa è la tua posizione, evidentemente ci sono parti che non condividi. Allora io volevo sapere quali erano le parti che non condividi. O se no ce le spieghi tu adesso, quelle che condividi. Mi pare che tu condividi qualche parte. Io ti ho detto, ma non è una questione di quello che condividiamo. Io ti ho detto, ma non deve essere un dibattito così tra me e te su chi l'hai letto o non l'hai letto. Sì. Lascia perdere, ma non importa, ma io dico, se c'è ancora gente in Italia che deve scendere in piazza per rivendicare i propri diritti, evidentemente qualche problemino anche nel nostro paese. Ma certo. Allora vuol dire che se in quel manifesto, per esempio, c'è scritto che la legge sull'aborto non deve essere toccata, è chiaro che è una cosa politica, ma tutto è politica, Mauro, e ogni considerazione che noi facciamo è politica. Però poi dobbiamo dire se siamo d'accordo o se non siamo d'accordo, se vogliamo ammettere che ci siano queste problematiche ancora tutt'oggi e che ci siano comunque, e tu lo sai benissimo, forze politiche che vanno in senso contrario. Cioè forze politiche che hanno detto che in quel manifesto ci sono problematiche antidemocratiche. Ora dimmi tu, e tu lo sai anche, che a queste persone, associazioni, organizzazioni che fanno questo tipo di rivendicazioni, viene anche detto che vogliono demonizzare la famiglia normale, come viene definita. Tradizionale. Ecco, allora rendiamoci conto di quello che scriviamo, nel senso che non è assolutamente così, no? Ecco, e quindi queste cose qui, forse sono ancora più gravi del non voler concedere un patrocinio. Poi ripeto, sull'adesione al manifesto posso capire che ci siano dei distinguo, ripeto, secondo me gli organizzatori dovevano essere ben chiari, e se lo sono stati avrà sbagliato il comune a dare solo il patrocinio, se no dovevano essere ben chiari fin dall'inizio a dire: noi accettiamo il patrocinio del vostro comune solo se aderite anche al manifesto. Va bene, non hanno voluto le adesioni delle singole forze politiche, le avrebbero accettate solo dagli enti locali, sono scelte che fanno loro, ma non è che possiamo sindacare noi la scelta che fa il singolo. Se loro avessero detto fin dall'inizio noi accettiamo il patrocinio solo da chi aderisce al manifesto, probabilmente il comune di Udine neanche si metteva a discutere di rilasciare il patrocinio. Ma infatti stiamo se all'interno della maggioranza c'erano anche lì dei distinguo, perché poi anche all'interno della maggioranza del comune di Udine, tu lo sai, bene o male, si va dai Verdi fino a Italia Viva, Azione e Compagnia Bella, quindi c'è un bel panorama a loro interno. Anche lì probabilmente ci sarà stato qualcuno che sul manifesto non accettava di aderire, altre forze politiche avrebbero aderito in toto.
Tutto qua. Torneremo a breve a parlare di un'ultima coda su questo e poi cambiamo argomento, però pubblicità, visto che incombe, me la segnalano dalla regia, piccolo break e torniamo. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta per altre questioni politiche in questa nuova parte di Sveglia Friuli Insieme. Prima poi di spostarci sullo sport, volevo chiudere sulla questione del Pride, insomma del sì con riserva del Comune di Udine, con poi la protesta politica di cui abbiamo ampiamente parlato. Volevo chiedervi in maniera un po' diretta, di Bert, ma alla fine Udine ha fatto una scelta giusta come amministrazione comunale o... Vabbè, immagino che lei propenda più per la scelta di Lignano, che è stata netta e perentoria, che toglie dubbi. Però ha fatto bene, doveva comportarsi in maniera diversa. Ma guardi, io credo che quando uno amministra cerchi di fare il meglio, quindi non voglio mai accusare o andare a cercare motivazioni che non conosco. E giustamente diceva Sergo, lì sono a 360, ci sono diverse sensibilità politiche e il sindaco ha cercato di fare una sintesi, evidentemente, che non era facile farla, perché ci sono stati degli astenuti, adesso lo sto a fare i nomi, ci sono i nomi degli astenuti, quindi erano diverse sensibilità da mettere vicine e questa è stata una soluzione, un tentativo di, ma secondo me con un minimo di naso c'era già il fallimento dell'iniziativa dietro l'angolo. Però da cittadino, da uomo della strada mi dico, ma perché in questo caso hanno fatto valere i diritti sacrosanti e hanno staccato l'aspetto politico? E questa modalità operativa non l'hanno adottata anche in occasione della partita Israele? Cioè non riesco a capire queste cose, ma sono ragionamenti che faccio da uomo dello strada, perché io non sono mega, sono uno chiunque, come tutti. Allora quando leggo mi chiedo il perché delle cose. È tutto qui il ragionamento, tutto qui. E quindi il sindaco ha cercato di fare il meglio che poteva, e lo capisco, e quando si cerca di fare il meglio che si può, conseguenze di diverse sensibilità assolutamente rispettabili, succedono queste cose, di non facile spiegazione alla gente, all'uomo della strada, si chiede il perché. Poi dobbiamo stare attenti, lo dico con tutto il rispetto, andare a dire ma chiederei i danni, ma danni di cosa? Mi dovete spiegarmi danni di cosa? Quali sono i danni? Ora c'è il rischio di altra problematica, altra polemica. Queste cose secondo me vanno messe a tacere subito. Ognuno si assume le sue responsabilità, le sue posizioni sono quelle, sacrosante, l'importante è secondo me, mi hanno insegnato, mai mancare di rispetto verso gli altri, ma devi avere il coraggio di rivendicare con forza le tue posizioni, punto. Sergo, lei ci ha chiarito che giustamente magari andava fatta una specifica su cosa effettivamente non era condiviso. No. Quindi è stata una decisione sommaria. No, vabbè. Però, poi tra l'altro, secondo lei c'è questo parallelo anche col patrocinio di Italia-Israele? Ecco, facciamo un discorso completo anche su questo. Ma secondo me c'è, nel senso che sono state fatte due scelte comunque politiche, perché aderire o no a un manifesto è una scelta politica, concedere o no un patrocinio a una partita che vede coinvolta una nazione che è in guerra e tutti quanti sappiamo le problematiche che sta avendo anche a livello internazionale, quindi non sono solo opinioni di qualche forza politica italiana rispetto a un paese, è una scelta politica. Allora se si chiede a un comune di fare una scelta politica non si può dirgli no, dovevi farla solo in un caso piuttosto che nell'altro. Poi ripeto, il fatto di aderire o no a tutto il manifesto, evidentemente anche all'interno della stessa maggioranza dei toni c'erano forze politiche che avranno detto no, non vogliamo aderire per questi motivi. Torno a ripetere, io da curiosità, come diceva Di Bert prima, di cittadino normale, vorrei anche sapere quali sono le opinioni di queste forze politiche che non hanno voluto aderire al manifesto sui determinati punti, magari condivisibili, discutiamone, non è un problema, ma se il no deve venire a prescindere senza neanche aver letto le questioni, allora è un altro discorso. Sulla questione dei danni faccio solo un piccolo inciso, non lo so se magari possiamo riprendere il passaggio del sindaco giusto per essere chiari sul punto, ma mi pareva che lui dicesse che
le persone che poi faranno questo tipo di manifestazione, quindi che aderiranno, dovrebbero chiedere i danni agli organizzatori perché non hanno voluto il patrocinio del Comune di Udine. Ecco, mi pareva che fosse questo il passaggio, sì, non che il Comune di Udine doveva chiedere danni. No, non ho un detto rappresentante questo. della comunità LGBTQIA+, chiederei i danni ai presidenti o comunque a chi è alla guida di queste associazioni, perché devono cercare consensi trasversali. Questo ho detto, e qui mi dico, quali sarebbero i danni? Come li quantifichi? No, ma i danni all'organizzazione che ha rifiutato non dobbiamo intimorire la gente, non si può intimorire la gente, perché c'è chi è fermo al pezzo e mentre c'è qualcuno semplice che dice si spaventa e non esercita i suoi diritti, visto che si parla di diritti. Sì, questo è quanto successo. Adesso vedremo anche la risposta, la controrisposta c'è stata, è una situazione, tra l'altro ricordiamo anche il programma, sabato a Lignano il via fissato alle 10, quindi con al momento ovviamente il Comune di Udine, o meglio il patrocinio del Comune di Udine è rifiutato. Dobbiamo aprire un'altra tematica calda, sicuramente soprattutto sui banchi regionali, quella sul fine vita, sul suicidio assistito, su tante cose. Sentiamo il servizio del secondo no dato a Martina Oppelli proprio sul suicidio assistito. Asuggi ha nuovamente respinto la richiesta di assistenza per il suicidio assistito avanzata da Martina Oppelli, l'architetta triestina di 49 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, sottolineando che nonostante un peggioramento delle condizioni e un'ordinanza del Tribunale di Trieste che imponeva una nuova valutazione medica, Asuggi abbia negato l'accesso alla morte volontaria, ignorando la sentenza 135 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha chiarito la nozione di trattamenti di sostegno vitale, condannando Martina a proseguire in una sofferenza senza fine. Inizialmente, ricostruisce l'associazione, Asuggi aveva negato alla donna l'accesso alla morte assistita in quanto, secondo una prima relazione, la terapia antalgica, anticoagulante, antitrombotica, l'assistenza continuativa di terze persone per svolgere qualsiasi tipo di attività, inclusa alimentazione e idratazione, e il ricorso a farmaci broncodilatatori non costituivano trattamenti di sostegno vitale. Visto il peggioramento delle condizioni di salute di Martina Oppelli, il Tribunale di Trieste aveva ordinato ad Asuggi di rivalutare entro 30 giorni le condizioni della donna, che nel frattempo era diventata dipendente dalla cosiddetta macchina della tosse, ma Asuggi ha confermato il proprio rifiuto basandosi su una relazione che sminuisce il ruolo dei trattamenti da cui Martina Oppelli dipende quotidianamente. Addirittura, osserva l'avvocata Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni, nella relazione si solleva il dubbio che la macchina della tosse, più che una necessità terapeutica, abbia uno scopo preventivo. Questa relazione è un insulto alla sofferenza di Martina, conclude la nota dell'associazione. Per questo motivo, oltre a procedere contro la valutazione, attiveremo le vie che il caso consiglia anche in relazione alle responsabilità che determinano conseguenze gravi per la Oppelli. Questo è il quadro di una tematica sicuramente tra le più delicate in regione. Parto da Di Bert, sulla questione, com'è il suo punto di vista? Guardi, intanto il servizio è stato chiarissimo, molto chiaro nei vari aspetti. Sono temi che, sono sincero, mi trovo impreparato e anche spaventato. Sono veramente spaventato perché queste cose possono accadere a ciascuno di noi. Quest'oggi ho anche letto le dichiarazioni che ha fatto Toscani, anche lui toccato, Oliviero Toscani, da malattie irreversibili. Allora, l'aspetto tecnico non lo voglio toccare, perché se la Asuggi ha dato queste motivazioni ci sarà un qualche cosa. Il fatto che dire che ha sminuito un qualche cosa mi riesce difficile immaginare un tanto. Certo è che il tema è estremamente delicato, di grandissima attualità. Si parla di circa 4.000 persone in Italia che sono in questa situazione. Io posso parlare a titolo personale in questo momento. Io
in una situazione del genere cosa farei? Io me lo sono chiesto tante volte, se ti capitasse cosa faresti? E innanzitutto credo di essere uno come tutti attaccato alla vita, evidentemente, quel collegamento che ci deve essere a degli strumenti salvavita è un requisito imprescindibile. Personalmente avrei difficoltà, mi troverei anch'io in certe situazioni quando non c'è nulla da fare, i dolori sono altissimi, probabilmente ma non lo so, perché talmente mi spaventa questa tematica che credo ci debba essere il rispetto di questo architetto, di questa architetta verso una richiesta che la porta a dei dolori, leggevo stamattina, veramente notevoli, e la forma, l'aspetto formale di cui si è parlato prima, non può per la prevalenza su certe situazioni. Però il tema è talmente complesso, che non so, cioè potrei soltanto esprimere una mia idea, un mio, che non deve essere l'idea di altri, solo e esclusivamente mia. Quando solo penso cosa faresti se ti succedesse, probabilmente se non c'è più la possibilità di attaccarmi alla vita, probabilmente ecco. E quindi la sto seguendo anch'io questa situazione, è una situazione estremamente delicata, e vedo che si aggiunge una sofferenza a un'altra sofferenza, e quindi mi auguro che si giunga a una soluzione, dico dall'aspetto formale. È una questione estremamente delicata. Certo è che una soluzione va data, parrebbe che con la pronuncia Corte Costituzionale ci siano già i presupposti, no? Mi pare capire. Qualcuno voleva che la Regione adottasse una normativa quando non è di nostra competenza, perché non possiamo improvvisarci legislatori dove non siamo competenti. Quindi è un tema etico estremamente delicato, che necessariamente deve avere un depositario che è il governo centrale. Ci deve essere una legislazione univoca per tutto il territorio nazionale, perché sennò c'è il rischio che si vada a spizzichi bocconi. Con 20 regioni, ogni regione si fa la sua legge e quindi c'è una situazione che non è gestibile. Bisogna ragionarci sopra bene e ci deve essere una normativa nazionale, chiara, semplice nella sua complessità di argomento che va a trattare, ma univoca per tutto il territorio. Questo mi sento di dire. Sì, ci sono va ponderata con tutto il mondo dal punto di vista giuridico, sociale, culturale, anche religioso, perché ha un significato, per quanto mi riguarda, importante. Dopodiché non sono per libero arbitrio, ma ciascuno di noi, arrivati a un punto, credo, ma lo dico a titolo assolutamente personale, deve avere il diritto di fare delle scelte, ma ripeto, arrivati a un determinato stadio che a livello centrale deve essere definito qual è il punto di non ritorno. Ecco, non so se mi sono spiegato, sì. Perché è talmente complesso che ho difficoltà addirittura anche a trovare le parole giuste, perché ogni volta che parli rischi di essere interpretato in modo diverso da quello che vuoi dire. Assolutamente. Ecco, mi limito a dire questo. Tematica che è davvero più delicata, forse non può esserci, anche per completezza sul Messaggero Veneto sono state riportate le reazioni del centro-sinistra che insomma sostanzialmente deprecano la scelta e invocano l'approvazione di una legge, un'Italia più civile, stop alla sofferenza, con le varie prese di posizioni. Sergo, questione delicata che va presa anche in mano in maniera decisa. Sicuramente il problema è che va presa in mano da almeno una decina d'anni. Esatto. Nel senso che le prime azioni anche sul tema fine vita, anche dell'associazione Coscioni, che è l'associazione che sta seguendo anche il caso di Trieste e cercando di aiutare poi questa persona anche dal punto di vista legale a ottenere di fatto quello che vuole, perché io su questo tema ovviamente come tutti quanti poi possiamo avere anche opinioni personali, perché quando si tratta di temi etici in politica si ama dire questo, però credo che alla fine
se noi vogliamo rivendicare le libertà personali, se vogliamo essere un diciamo, Stato laico, liberale, come amiamo definirci evidentemente quando ci fa comodo, dobbiamo essere pronti a difendere tutti i diritti di chi rivendica determinate cose. E questo si ricollega anche in parte a quello che dicevamo prima, no? Ed è vero, sono assolutamente diciamo, d'accordo sul fatto che debba essere il Parlamento a voler diciamo, intervenire su questi casi, a voler mettere una parola diciamo, fine. Quello che su tutto il dibattito, sono convinto anch'io che ci debba essere uniformità poi su tutte le regioni italiane, ma insomma questo sarebbe il minimo, come poi avviene quasi ovviamente per il 99% dei casi in temi sanitari. Ma purtroppo il Parlamento non fa quello che gli viene chiesto dalla società civile. E questa è la cosa più triste a cui ancora oggi nel 2024 dobbiamo assistere. Si poteva far prima, certo, è ovvio che per fare determinate cose anche in un'assise come quella parlamentare nazionale ci vuole il 51% dei voti, evidentemente non ci sono mai state le condizioni politiche per raggiungere questo risultato. E torno a ribadire, per mille motivi. Poi prima si diceva giustamente bisogna fare il distinguo tra quello che è sopportabile o quello che non è sopportabile, ma chi se non noi stessi possiamo stabilire se una determinata cura mi tiene in vita solo perché diciamo, faccio un piacere all'anagrafe, al popolo italiano, se no cala la demografia, o se effettivamente mi stanno tenendo in vita per darmi, tra virgolette, un futuro, un'aspettativa. E lì a quel punto una persona deve essere diciamo, anche messa nelle condizioni di poter scegliere: io ho un futuro o devo stare in vita solo perché sto facendo un numero nel mio stato? E se quella persona arriva a fare questo tipo di ragionamenti e arriva a stabilire che quelle che vengono chiamate per lei cure in realtà sono delle sofferenze, allora perché non si capisce perché siano terzi a dover stabilire che quella persona è destinata a soffrire per tot anni. E questo, poi ripeto, la colpa principale sicuramente la devono prendere tutte le forze politiche, dico tutte, ma insomma dal nostro punto di vista e anche di altri partiti c'è sempre stata la spinta per arrivare a legiferare in tal senso, e allora diciamo di tutte quelle forze politiche che non vogliono evidentemente una legge sul fine vita. Questo è sicuramente il quadro anche normativo della situazione, delle difficoltà anche del Parlamento ad affrontare la tematica. Tornerei invece su questioni un po' più di stretta attualità come questa, ma più, tra virgolette, leggere fino a un certo punto, perché siamo stati ieri in centro da Falco Calzature, un negozio, l'ennesimo, che chiude. Per quali problematiche ce lo ha raccontato il titolare. Dal 1906, quindi da quasi 120 anni, a Udine, all'angolo tra via Mercato Vecchio e piazza Marconi, si vendono scarpe con i vari passaggi tra i vari gestori. O meglio, si vendevano, perché Falco chiude, e non chiude solo un negozio, ma una tradizione cittadina. Falco l'abbiamo aperto nel settembre 2019, all'epoca via Mercato Vecchio era ancora aperta e passava l'autobus. Negli ultimi 5 anni è stata fatta una pedonalizzazione che non ha rispettato i servizi dell'area, quindi ha eliminato il trasporto pubblico. Di contro la via Mercato Vecchio, pur essendo diventata una delle più belle vie d'Italia, personalmente è ancora priva di arredo, verde pubblico e quant'altro, quindi perde un po' di interesse rispetto a una via Mercato Vecchio aperta al transito e soprattutto con il trasporto pubblico. Direi che si è persa almeno la metà del suo potenziale. Ecco. Allora, ogni volta che si modificano le regole di accesso in centro storico, come l'ultima decisione sulla ZTL, e lì ci ha comportato un ulteriore aggravio sui fatturati, bisogna farlo con una coscienza adeguata, perché quando si prendono determinate decisioni bisogna anche rendersi conto che si possono creare danni come questi. E da quel momento lì in poi abbiamo visto sempre più negozi chiudere.
Lando ha combattuto per riavere l'autobus in centro, soprattutto dalla zona ospedale, quella più abitata della città. Ora che forse le istituzioni cominciano a pensarci, per lo storico negozio di scarpe è troppo tardi. Sono 7 anni che sono in prima linea appunto sul discorso del trasporto pubblico in centro storico ed incomincio a vedere le prime proposte su tavoli tecnici in maniera reale. Da imprenditore, da uomo, quanto triste è tirare giù una serranda? Ma in realtà fortunatamente lo faccio in un momento in cui la decisione è serena. E questo è un po' anche un dibattito che a Udine imperversa, ma anche in altre città. Questo progetto di mercato vecchio pedonale sicuramente bellissimo, però i commercianti, più di qualcuno, ne ha magari fatto le spese, sì, no? Di Berta, lei come la pensa? Ma, il tema è complesso. Il Signore ha detto una cosa importante: a ogni decisione c'è una conseguenza. In questo caso sono delle conseguenze negative perché sono sotto gli occhi di tutti. Io ho sentito tutti che si lamentano di questa modalità di di questa impostazione viaria della città. Consentitemi una parentesi, la chiudo. Certo. Siete mai stati, ahimè, a tirare l'acqua santa a qualche amico, qualche congiunto in via dietro l'ospedale, verso una cella mortuaria? Cioè, ma vi rendete conto, pista ciclabile e non si è in grado di poter parcheggiare per poter dare per pochi minuti un ultimo saluto all'acqua santa a una persona che è mancata. Cioè, non si può avere questa visione green assoluta. Bisogna tenere conto, come diceva il Signore di prima, che ci sono delle conseguenze, molte volte negative. Hanno fatto questo bilanciamenti dei pro e contro? I pro sono maggiori o sono minori? Io credo che in questo momento i pro sono inferiori ai danni che provocano. Quindi questo assalto alla diligenza sulla viabilità non credo sia una cosa ben fatta. La possiamo sposare filosoficamente, però dobbiamo fare i conti con una situazione che è reale, qualcuno direbbe fattuale. Non va bene così. Quanto ai mezzi pubblici in centro, ma perché no? Ma perché no? Ma perché no? Altrimenti veramente il centro di Udine, e concordo, la via Mercato Vecchio è fantastica, non so se è la più bella d'Italia, per me sì, da friulano, per me sì, però bisogna cercare di fare in modo di tenerla viva, perché se muore il centro, a cascata morirà tutto. Dobbiamo avere un senso di appartenenza, una città bellissima come Udine, poi questo, mettici viabilità, mettici il paio anche con quello che accadeva, e non voglio aprire questo argomento, la città sotto scacco di qualcuno, beh allora ragazzi, dove andiamo a finirla? Non va bene. Quindi la viabilità secondo me va rivista in modo diverso da come è stata in questo momento concepita. Questa è la mia personale visione, attenzione. Poi se mi spiegano il perché di tante cose, però visione green così spinta in questo momento non va bene. Se un passaggio graduale ci sono, ma è vero che poi magari non è solo la questione viaria che porta a chiudere un locale, attenzione, perché certo. Io sono figlio di bottegaio, di negoziante, so quando i miei chiusero il negozio perché il mondo è cambiato, le modalità di acquisto sono diverse, non è facile dire chiudete, ma è anche difficile, insomma bisogna provare a fare gli imprenditori, specie i negozianti, meriterebbero veramente una medaglia questi signori, perché è veramente una missione aprire il negozio con tutte le tasse e imposizioni che pagano, quindi il massimo rispetto verso queste persone. Però è anche vero, per onestà intellettuale, che il mondo sta cambiando forse troppo velocemente. Ecco, questo è il dato. Se ci metti anche la viabilità, allora gli dai il colpo di grazia. Okay. Io la vedo così. Viabilità in centro, ovviamente ZTL, svolta green, Sergio. Adesso vediamo come va a finire Piazza Garibaldi. Ma anche quello, signori. Pedonalizzato. Diamoci una calmata. Sergio. No, ringrazio per la medaglia perché avendo avuto un negozio in centro Udine. Bravo, io sono figlio di negozianti, attenzione, quindi, da generazioni. No, poi l'avrei dovuto restituire perché ovviamente non lo sono più, quindi vabbè, però insomma ringrazio per la medaglia al merito. Tra l'altro di uno di quegli sfortunatissimi commercianti che ha avuto la brillante idea di aprire il negozio 1 o 2 anni prima la direttiva Bolkestein e quindi si è visto crescere diciamo attorno a sé tutti i grandi centri commerciali che abbiamo in questa città.
Allora, il tema sì, giustamente è complesso, perché qui ovviamente non si può trattare, diciamo, della chiusura di un singolo negozio e dover parlare di tutta la situazione del commercio, perché sennò finiamo al commercio online e magari chiediamo anche al signor Franco quante persone entravano nel suo negozio a misurare le scarpe e poi le compravano su internet perché magari gli costava meno. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui la gente chiude. Ora, battute a parte, volendo arrivare su Udine, io ricordo nella passata campagna elettorale anche del comune di Udine, quando il sindaco Fontanini rivendicava la chiusura di via Mercato Vecchio, che evidentemente tutta la città sa che poi è stato un movimento nato spontaneo voluto dall'attuale assessore Marchiole, che ha fatto tanta pressione con tantissima gente affinché via Mercato Vecchio diventasse quella che è ora, pedonale sicuramente migliore di quella che era prima dal punto di vista della vivibilità della via. Sul fatto che ci fosse più o meno gente, questo magari lo potranno sicuramente sapere i negozianti. Poi su queste statistiche io dico sempre: fare statistiche da un anno all'altro, abbiamo aumentato, abbiamo diminuito, vai a vedere quanti giorni di pioggia c'erano gli anni scorsi e vai a vedere quanti giorni di pioggia ci sono stati quest'anno, e magari inizi, soprattutto nei primi mesi anche di quest'estate, inizi a fare i calcoli. Poi che ad agosto ci sia poca gente in città credo che vada da sé. Ma c'è ovviamente il tema principale che è stato toccato giustamente anche dall'imprenditore, e lui dice: sono 7 anni che lo chiedo, evidentemente, quindi non è un problema di questa amministrazione, è quello legato al trasporto pubblico locale, può essere quello legato anche ai parcheggi. Io ricordo che noi eravamo diciamo tra le forze politiche convinte che un parcheggio in piazza Primo Maggio sotterraneo non avrebbe risolto la situazione, e spendere tutti quei milioni di euro per quel tipo di attività sarebbe stato controproducente se non si fosse fatte altre iniziative. E altre iniziative quali sono? Quello di permettere evidentemente alla gente di raggiungere comunque il centro storico in totale sicurezza, facilità anche a livello di mezzi di trasporto. Questo purtroppo nella nostra città, dove abbiamo ancora le linee di quando andavo al liceo io, praticamente sono le stesse, perché tranne mezza fermata in più, mezza fermata in meno, Mauro, diciamocelo, abbiamo il trasporto locale degli anni 90, cioè sono le stesse, il 2, il 4, il 5, non è cambiato niente. L'unica cosa che è cambiata è la navetta interna elettrica, con diciamo i bus nuovi comprati, questo sì, nella passata diciamo amministrazione, ma erano credo fondi regionali, poi diciamo sono stati utilizzati, e che doveva collegare il centro storico in maniera sostenibile sicuramente, ma anche veloce, per dare la possibilità di raggiungere quelle vie, anche se non attraversandolo, in maniera più facile. Lo sappiamo tutti da più di un anno che quella navetta non funziona, perché è regolarmente diciamo vuota, fa i suoi giri a vuoto, perché evidentemente il tragitto che si è scelto non è funzionale per i nostri cittadini. Tant'è che come giustamente è stato ricordato anche nel servizio, ci sono finalmente adesso delle interlocuzioni serie anche con il TPL FVG, la regione, chiunque debba fare la sua parte per ovviare a queste problematiche, migliorare anche i chilometri di trasporto pubblico locale, raggiungere evidentemente anche magari frazioni che in questo momento non vengono raggiunte. Si è fatto uno sforzo diciamo ultimamente a Tavagnacco, adesso c'è la nuova linea che deve collegare Sant'Osvaldo con l'ospedale, quindi si sta cercando di dare una risposta. È chiaro che dall'oggi al domani non si possono stravolgere tutte le linee nel modo in cui nel 2024 bisogna pensare a un trasporto pubblico locale che, ripeto, a Udine è fermo voglio dire 1990, ma perché erano gli anni che lo usavo io, ma probabilmente ovviamente queste linee erano già state pensate anche molto prima. E questo sicuramente ripeto, è la problematica. Scusi direttore.
E finché noi abbiamo delle linee di trasporto pubblico locale che portano la gente ai centri commerciali, senza citarli nello specifico, no? Ma noi abbiamo i bus che portano la gente dal centro ai centri commerciali e poi ci chiediamo come mai la gente non rimane in centro a fare le spese ma va al centro commerciale. E allora lì c'è una scelta politica che è stata fatta evidentemente in passato per favorire determinati imprenditori e determinate situazioni, e che bisogna avere il coraggio anche di denunciare, nel senso che se c'è qualcosa che non va e se si sono state fatte delle scelte per favorire qualcuno a discapito di altri, è giusto che anche gli imprenditori del centro lo sappiano e prendano ovviamente le loro decisioni. Certo, assolutamente sì, anche questo fa parte del quadro complesso che siamo andati a descrivere. Siamo anche arrivati al termine della nostra parte insieme. Di Berti deve aggiungere qualcosa? Vedo? No? Liberate via chiusa forze. Questo è l'ultimo appello che mandiamo. Almeno credete a me. I parcheggi scambiatori sono fatti per questo, e la gente dovrebbe arrivare facilmente in un parcheggio del genere e avere una meta che al massimo, aspettando 3 minuti, vai a spiegare alla gente che è il parcheggio scambiatore, vai a spiegarla, Cristian, vai a spiegarla a chi arriva col Magon. Vai a Milano in centro con la macchina, poi ne parliamo. Vivo qua io, non devo andare a Milano. Io ho scelto di vivere a Milano. Si dà chi vuole andare a Milano. Io voglio vivere e morire in Friuli. Posso farlo? E quindi cerco di chiedere il minimo sindacale per poter vivere bene. Dove già si vive bene, attenzione. Esatto, quello sì. Ma quello ti serve a vivere meglio. Infatti loro, che sono una città leggermente più grande della nostra, li hanno i parcheggi scambiatori e noi no. Vedremo se ci saranno mai a Udine questi parcheggi scambiatori. Nel frattempo io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro a Mauro Di Bert e a Cristian Sergo. Grazie a voi, grazie direttore. Cristian, grazie dell'interlocuzione. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo, Mauro. Grazie mille. Grazie.